togliere una parte dei fondi Salva Roma per destinarli ai bisogni della montagna veneta è la proposta della Lega Nord, che destinerebbe quei fondi a mitigare i danni della stagione invernale, a cominciare dalla riparazione e ricostruzione della seggiovia del Padon Passo Fedaia, distrutta dalle valanghe, ma anche per sostenere i costi dello sgombero neve. È lungo l'elenco delle cose da fare e dei bisogni che non trovano risposte. Non ci si stupisca quindi dei continui referendum secessionisti. Mi dicessero: vuoi passare con Trentino? Ieri, no domani, perché ovviamente hai una situazione fiscale, quindi di ricaduta sul territorio, che cambia drasticamente in senso positivo, e quindi dal punto di vista dei cittadini è sacrosanto e va sostenuta. Dopo c'è l'atteggiamento di Roma d'altra parte. L'atteggiamento di Roma è chiaro che è quello, perché andiamo nella frana, cioè se uno passa e si agganciano gli altri, lo Stato fallisce. Il sindaco di Belluno ha salutato il collega di Verona, una cordiale stretta di mano in piazza, un veloce scambio di battute. Le problematiche del territorio montano sono chiare a tutti e la montagna è difficile da vivere, dobbiamo dare gli strumenti e dobbiamo dare quella risorsa economica per permettere di poterci restare e vivere e non vedere i nostri giovani, e non solo purtroppo, in fuga da questa provincia. La prossima settimana andrà in aula il decreto del Rio sulle province. Sarà battaglia. Una provincia interamente montana come la nostra e come Sondrio abbia una specificità, una situazione che non può permetterle di non avere quindi un organismo elettivo che conosce il territorio, che lo governi. Per marchette elettorali di una parte o dell'altra sono state inventate delle province che poco avevano a che fare con le istituzioni provinciali serie, però questo non è un buon motivo per andare a chiudere enti gestiti bene.